Si è svolto ieri il torneo di calcio Interforze, un calcio per la legalità, organizzato dalla Questura di Agrigento, che si è svolto presso il campo sportivo Seneto, una giornata all'insegna dello sport e della memoria dedicata agli appartenenti alle forze dell'ordine che hanno perso la vita durante il servizio per cause naturali. Si sono sfidati le rappresentative della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. La classifica finale ha visto trionfare la squadra dei Carabinieri, seguito dalla Polizia Penitenziaria, quindi la Guardia di Finanza al terzo posto e la Polizia di Stato al quarto. Un'iniziativa importantissima sia per il valore che ha nel ricordo dei colleghi che sono caduti in servizio, ma anche per rafforzare il legame fra noi, fra le forze dell'ordine, ricordare i valori per cui lavoriamo ogni giorno e per cui ci spendiamo all'insegna dello sport e dei valori sani della società. In questo torneo oggi ci stiamo confrontando le 4 forze di polizia, quindi Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e l'Arma dei Carabinieri. Allora, un pallone si può avere? Regia! È una stazione che viene fatta ogni anno e quindi è sempre un piacere riproporla, soprattutto per gli attori che ogni giorno sono i nostri angeli custodi e sono le persone che ci aiutano a vivere in sicurezza e a vivere con un futuro sempre disponibili al cittadino, sempre disponibili, sempre vicino alla gente, e quindi per noi sono i nostri eroi. Le forze dell'ordine sono un esempio per tutti e quindi i nostri giovani sono vicini alle forze dell'ordine e sono un esempio da seguire. Una iniziativa importantissima dall'alto significato, perché si ricordano i colleghi che non ci sono più, siano essi caduti in servizio che venuti a mancare per cause naturali. È un momento di condivisione con tutte le altre forze di polizia, un appuntamento che si rinnova ogni anno dal valore altamente significativo. Oggi ricordiamo appunto i colleghi che ci hanno lasciato, e proprio in questa manifestazione sportiva, per i valori dello sport racchiude, di correttezza, di lealtà, è lo scenario ideale per questo ricordo. Lo sport, per i valori che racchiude, lealtà, correttezza, è sicuramente un veicolo fondamentale per le giovani generazioni. Praticare sport è importantissimo non soltanto per la salute, ma anche per evitare che i giovani si possano perdere nelle brutte amicizie o comunque in situazioni pericolose che le città di oggi offrono. Grazie. È stata una bellissima esperienza.